Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi un graditissimo ritorno, il professor Matteo Simonetti. Matteo Simonetti l'abbiamo conosciuto diversi anni fa perché era stato uno dei primi ad occuparsi del cosiddetto piano Kalergi e siccome noi lo stavamo diffondendo fu subito dei nostri, quindi questa sera ho il piacere di averlo con noi, ci parlerà di questo suo ultimo libro. Vi auguro buonasera a tutti, grazie Francesca per l'invito. Ritorno volentieri da queste parti, devo dire che il Veneto è un luogo in cui mi chiamano spesso a parlare, quindi significa che la regione è abbastanza vivace, è abbastanza sveglia per quello che riguarda una comunicazione autentica e non mediata dalle solite elite. Vi dico brevemente chi sono se non mi conoscete. Io sono un professore liceale di storia e filosofia, già giornalista, ho scritto per vari quotidiani nazionali, il Secolo d'Italia, il Borghese, Indipendente, eccetera. Ho scritto già diversi saggi, li trovate in fondo, e il mio campo di ricerca negli ultimi 10 anni almeno è la storia del pensiero, la cultura che va dal 1900 al 1950. Perché? Perché io sono sicuro, e poi questa sera ne parleremo e verrà fuori questa cosa in maniera chiara, sono sicuro che è impossibile capire il presente. E quando parlo di presente mi riferisco a tutto ciò che ci ha colpito e ci colpisce in questi ultimi tempi, dalla pandemenza fino alla guerra in Ucraina che in questo momento si sta svolgendo. Tutto questo è comprensibile solamente se si conoscono le origini di questi movimenti. Perché? Perché purtroppo io sono d'accordo con lo storico Ernst Nolte, che ha coniato questa espressione, cioè noi siamo in presenza di un passato che non passa. Non abbiamo mai fatto i conti con quello che è successo nei periodi che vi ho appena detto, cioè soprattutto fra la prima e la seconda guerra mondiale, e questa cosa si vede in maniera chiarissima oggi. Cosa intendo? Intendo che è normale oggi sentir sempre parlare di fascismo, di nazismo. Si usano questi due termini come offese generiche: sei un nazista, sei un fascista, e si usano soprattutto per tacitare l'avversario del momento, cioè l'interlocutore scomodo. Gli si dice sei un nazista e è finita lì, questa persona non ha più la possibilità di replicare, di argomentare, si chiude in questa maniera il dialogo. A maggior ragione oggi questo succede perché noi stiamo vedendo una situazione abbastanza paradossale nella quale vediamo accusare di nazismo Zelensky e l'Ucraina, ma anche accusare di nazismo, di fascismo Putin, perché sta invadendo una nazione sovrana, e quindi tutti e due sarebbero nazisti, questi due. E quindi come si spiega questa cosa? No? Com'è possibile che Zelensky, che è di origine ebraica, vuole entrare nella NATO, è aiutato e appoggiato da Israele e dalla comunità ebraica ucraina, è nazista? Ma come? Ma gli ebrei, la NATO, l'America non erano i nemici del nazionalsocialismo? Com'è possibile allora che si usano questi epiteti in maniera così assurda? Alla stessa maniera vale per Putin. Ma come Putin, l'erede dell'URSS, incarna una visione, anche lui dice di voler derattizzare, denazistizzare l'Ucraina. Com'è possibile che tutti sono nazisti? No? E questo succede perché non si ha la perfetta cognizione, la consapevolezza di cosa significano questi termini, perché non si è studiato a fondo il significato, la genesi, la storia di questi movimenti. Fascismo e nazionalsocialismo. Il nazionalsocialismo in particolare, perché se c'è qualcosa che è considerato il male assoluto di cui non si può neanche parlare, è proprio il nazionalsocialismo e Hitler. Pensate che io, quando è uscita la copertina del libro, il libro ancora non l'avevo fisicamente in mano, ho pubblicato la copertina su Facebook e sono stato bloccato per una settimana dopo 15 minuti. La copertina in cui c'è scritto, voi lo vedete, Hitler e Fichte. Quindi è un testo che non penso che Zuckerberg abbia avuto modo di leggerlo
ancora prima che uscisse. È una censura preventiva perché evidentemente queste tematiche non possono essere toccate. Allora, la mia vita, diciamo da intellettuale, anche se non amo molto questa parola, diciamo da studioso, da ricercatore, in questi ultimi anni è stata sempre al servizio della ricerca della verità. Cosa intendo? Intendo che a partire dal mio libro Anna l'antisemita, che tratta dell'antisemitismo e fa un'analisi dell'antisemitismo, ho subito una censura incredibile. Pensate che l'ADL, cioè l'Anti-Defamation League, mi ha inserito nella lista degli antisemiti italiani. Il libro successivo, sempre pubblicato con Nexus, e ringrazio Tiziana che ha la capacità di sopportare il peso di queste pubblicazioni scomode, era il libro sul cosiddetto piano Kalergi. È stato, l'ha detto prima Francesca, è stato il primo saggio ad analizzare dal punto di vista politico il pensiero di questo personaggio. È un personaggio centrale per lo sviluppo della comunità europea, che però, anche se nessuno affrontava questi argomenti, proponeva delle tesi che lasciano a bocca aperta, ovvero proponeva il meticciato per l'Europa del futuro. Lui diceva esattamente che il popolo del futuro sarà di aspetto asiatico negroide, no? Diceva che la nuova guida, la nuova elite che avrebbe soppiantato la vecchia nobiltà che non era più in grado di guidare la popolazione sarebbe stata composta dai grandi magnati della finanza. Quindi abbiamo questa Europa di oggi, è un'Europa distante dai popoli, è un'Europa che fa, diciamo, il bello e il cattivo tempo, imponendo le sue decisioni dal punto di vista economico agli stati. Pensate al PNRR, anche politico. È un'Europa che assolutamente si disinteressa del volere dei popoli ed è pronta a colpire i popoli che osano soltanto esprimere dei dubbi. Pensate all'Ungheria di Orban, o pensate ad Haider anni fa nell'Austria, no? E quindi chi è che osa alzare il dito e dire ma perché avete scelto questa cosa che va a svantaggio della popolazione? Subito cade una censura. Questa Europa è stata progettata, come ho dimostrato nel mio saggio, che non è stato smentito neanche una riga, dopo ormai 7 anni dalla sua pubblicazione. Questa Europa è nata appunto in questa maniera. Allora io, dopo aver scritto questo libro, sono stato attaccato in prima serata da Mentana col suo programma Bersaglio Mobile, e Mentana, oltre a diffamarmi in pubblico senza nemmeno chiamarmi, senza avvisarmi, senza permettermi un contraddittorio, senza abbozzare minimamente ad una informazione plurale, mi diffamò e fece addirittura vedere in televisione sulla 7 in prima serata il volto di mio figlio che sta qui, che allora aveva 6 anni, per molti secondi in video, e io ovviamente denunciai al Tribunale dei Minori, che archiviò. Quindi è chiaro che il potere ha la possibilità di fare quello che vuole contro alcune persone che lo attaccano. E questa cosa è nata poi avanti nella mia vita, cioè il mio impegno nel difendere la verità e la libertà di pensiero ha avuto un altro capitolo importante. 3 anni fa io stavo insegnando, ovviamente come tutti i giorni, nel mio liceo dove insegno. Vi racconto queste cose perché sono indicative di un atteggiamento che poi approfondiremo. E quel giorno tutte le quinte classi sono state portate senza preavviso ad ascoltare una riunione, una diciamo conferenza a fiume organizzata dall'ANPI. Io sono entrato con le mie classi in questa grande aula in cui c'erano dentro 300 ragazzi. A un certo punto, dopo questa tiritera che è durata 3 ore, senza alcun contraddittorio, ho sentito dire da questo dirigente che in Italia non è concessa la libertà d'opinione, e che si doveva entrare nelle piazze per impedire ad alcune persone di poter esprimere la propria opinione qualora fosse legata
ad ambienti, tra virgolette, di destra. Definizione che non va bene, poi capiremo anche perché, ma giusto per capirsi, questo era. E ci fu l'intervento di un mio alunno autonomo che disse: ma come? Ma non c'è l'articolo 21, no? In Italia non c'è la libertà. E questo dirigente dell'ANPI disse: no, non c'è. Al che io presi la parola e dissi: ma come non c'è, no? E dissi anche: secondo me quella che avete fatto per 3 ore è una tribuna elettorale, è un comizio, e vi invito a ritornare per confrontarvi con qualcuno che su questi argomenti, si parlava della resistenza, eccetera, eccetera, la pensa diversamente da voi. Dopo questo evento io fui attaccato su Repubblica, su tutti i giornali, su vari siti, su Open, su tutti questi, diciamo, stavo per dire leccaculi, però me la passate. Cosa successe? Successe che, a parte minacce anche personali su internet, nei social, eccetera, alla fine io fui sospeso dall'insegnamento per 1 mese senza stipendio. Cosa che non è successa nemmeno a quelli che hanno fatto degli atti a sfondo sessuale con gli allievi in classe. Cioè, nel giro di 1 mese a tempo record io fui sospeso. La cosa assurda è che la mia sospensione aveva delle motivazioni che poi sono cadute, perché quelli dell'ANPI hanno avuto la geniale idea di pubblicare il video di quell'incontro, e il video mi scagionava e mostrava che avevo ragione io. Quindi cosa si sono inventati? Per accusarmi e colpirmi comunque, hanno preso un post Facebook di 1 anno e mezzo prima, e in base a quello io sono stato sospeso. Ovviamente ho denunciato, ho perso, sto aspettando ancora dopo 2 anni e mezzo che la mia, diciamo, opposizione a questo giudizio al giudice del lavoro arrivi a una soluzione. Quindi, per dire cosa? Che questo sforzo per la verità, per l'indipendenza critica, viene colpito dal potere, che primamente, e quando non riesce con le menzogne ad azzittire chi invece la verità la cerca e la trova e la dice, allora censura. Che questo mondo in cui viviamo sia governato dalle menzogne, ne facciamo esperienza tutti i giorni. Cioè, la questione della pandemia lo abbiamo capito ancora di più questi giorni, dalle dichiarazioni di Burioni, da studi che sono stati pubblicati. È stata una farsa sin dall'inizio, costruita su menzogne. Sin dall'inizio, quando si parlava dell'origine del virus, quando si diceva che Montagnero era un cialtrone, quando in televisione si chiamava il dottore Amici e poi lo si mandava via appositamente, quando tutti hanno attaccato chi non si vaccinava perché erano dei pericolosi untori, ci hanno privato del lavoro, ci hanno impedito di uscire di casa, ci hanno impedito di andare a lavorare e di partecipare e quindi di riunirci. Tutto questo è stato costruito su una menzogna. E così è successo negli ultimi decenni per tutte le questioni che riguardano la politica che conta, e soprattutto la politica estera. Voi pensate a tutte le ultime guerre che gli Stati Uniti hanno fatto nel mondo, dall'Afghanistan all'Iraq, alla Libia, alla Siria e oggi all'Ucraina. Sono state costruite tutte su menzogne. Vi ricordate la provetta di Colin Powell? Vi ricordate le scuse tardive del primo ministro inglese? Vi ricordate le dichiarazioni ridicole sull'uso dei gas di Assad contro la propria gente, poi rivelatesi infondate? Quindi il mondo di oggi si basa sulla menzogna e sulla censura per chi questa menzogna riesce a scardinarla. Allora io, in questi ultimi anni, mi sono chiesto: ma se la menzogna riguarda tutto quello che accade oggi, come ci narrano le vicende relative al periodo di cui prima ho parlato, cioè fra la prima e la seconda guerra mondiale? Andiamo a vedere
con documenti, con una ricerca seria. Io per questo libro ho lavorato circa 1 anno e mezzo, quasi quotidianamente, ho studiato oltre 7.000 pagine, ho consultato materiali d'archivio che mi sono arrivati da Washington e da New York, poi ve ne parlerò. Questo è un libro di 290 pagine con 501 note, che non lascia niente al caso. È un libro che è un vero e proprio saggio storico in cui il mio pensiero ha un ruolo veramente marginale. La mia interpretazione dei fatti è poca cosa rispetto alla quantità di documenti, di materiale inoppugnabile che io presento. E questo si lega al discorso che ho fatto quando abbiamo cominciato, cioè l'utilizzo di questi termini in maniera insensata, critica, nazista, fascista, eccetera. E sono andato a vedere dunque quali sono le origini culturali di questi movimenti, soprattutto del nazionalsocialismo. E ho scoperto che oggi la narrazione sul nazionalsocialismo si basa su stereotipi che sono lontanissimi dal vero. Faccio qualche esempio. Partiamo dalla figura di Hitler. Anzi, parto da una premessa. Ovviamente la prima reazione che le persone di un certo tipo, quelli che non hanno la mente aperta, fanno a questo mio lavoro è: tu sei un nazista, tu sei un apologeta del nazismo, tu vuoi riportare in auge questi movimenti, eccetera. Allora, io metto in chiaro che non sono un fascista, non sono un nazista. Quando io sono nato questi movimenti ovviamente non c'erano. Quando è nato mio padre questi movimenti erano già terminati. Non ho nessun parente che ha avuto un ruolo neanche minimo all'interno di questi movimenti. Anzi, mio nonno è stato prigioniero nel campo di concentramento di Buchenwald, è tornato in Italia che pesava 35 kg. Io non miro alla restaurazione di questi movimenti in nessuna modalità, e non solo, penso che sia questa operazione un'operazione impossibile. Perché? Perché tutti gli elementi per cui questi movimenti sono nati oggi non sussistono più. Li elenco. La prima guerra mondiale è la motivazione principale per cui nasce il nazionalsocialismo. Come termina la prima guerra mondiale? L'assurdità del Trattato di Versailles, le privazioni a cui è sottoposta la Germania, è una cosa relativa a quel periodo. Senza una prima guerra mondiale non sarebbe potuto nascere il nazionalsocialismo, e oggi la prima guerra mondiale non c'è più. Secondo motivo, il mondo razzista e colonialista che c'era all'epoca e nasce prima, oggi non esiste più. Il biennio rosso, ovvero la rivoluzione comunista che ha imperversato in tutta Europa, oggi non c'è più. Il temperamento di quegli uomini, la critica al sistema demoliberale che c'era all'epoca, oggi non c'è più. Tutti gli elementi che hanno portato a quei movimenti oggi sono scomparsi, e io asserisco che è impossibile riportare in vita, anche volendo, quei movimenti. Chiusa la premessa, ritorno al tema del mio libro. Vediamo ad esempio la figura di Hitler come viene tratteggiata dagli storici, tra virgolette, di regime. Si dice che era un pazzo scatenato, qualcuno dice che era un pervertito, un maniaco sessuale, un omosessuale represso, un pedofilo, uno che ce l'aveva con gli ebrei perché aveva contratto la sifilide da giovane. Tutta una serie di interpretazioni psicologistiche che mirano a dipingere questo personaggio come un malato, no? Questa riduzione alla malattia è una cosa che oggi noi conosciamo bene. Ogni volta che il potere si trova di fronte a un nemico che lo mette in difficoltà, ricorre oggi a quest'arma, dire che il nemico è malato. Quindi io, vi faccio un esempio, se oggi volessi sostenere che la politica LGBT non mi piace, non è una soluzione ai problemi del mondo,
è una cosa che viene cavalcata per ottenere un certo tipo di società, liquida, fluida, imbelle, senza alcun coraggio. È una cosa che viene utilizzata per arrivare a una depopolazione, no? E via dicendo. Posso esprimere queste convinzioni liberamente? No, perché sono tacciato subito di omofobia. Si appiccica questo pezzetto di parola, fobia, dipingendo la persona che sostiene queste teorie che non sono ben accette dal potere come un malato mentale. Più o meno è quello che è successo per Hitler. Questo non significa dire che Hitler è uno stinco di santo. Chiariamo questa cosa. Significa dire che le azioni che ha fatto, a mio parere, e dimostro qui perché, non sono frutto di malattia mentale o disturbi sessuali. Chiaro? Sono esattamente il risultato di una cultura, quella tedesca, che dal 1800, non come secolo ma come data precisa, al 1933, cioè la data in cui il nazionalsocialismo prende il potere, sono in perfetta continuità. Qual è l'interpretazione, questo su Hitler, qual è l'interpretazione che si è data del nazionalsocialismo fino ad oggi, in tutte le sedi, nella saggistica, nei giornali, nei cinema, in televisione e a scuola? Due versioni. La prima versione, Hitler era un pazzo demagogo che ha convinto il popolo tedesco a seguirlo e che ha convinto il popolo tedesco a diventare improvvisamente una moltitudine di belve bionde assetate di sangue. Questo è quello che noi sentiamo quotidianamente ed è l'interpretazione che danno i liberali. Poi c'è l'interpretazione marxista. L'interpretazione marxista è questa: il nazionalsocialismo è stato soltanto un'arma con cui il capitale ha lottato contro il comunismo. Quindi il nazionalsocialismo nasce già come negazione del socialismo. Di fronte a questi due capisaldi, no, dell'interpretazione storiografica, io sono andato a vedere le origini del nazionalsocialismo e ho scoperto, ad esempio, che il nazionalsocialismo sin dalle origini nasce negli ambienti popolari ed operai. Nasce ad opera all'inizio di alcuni lavoratori delle ferrovie tedesche e ci sono anche studi di ricercatori che sono lontanissimi da uno stile apologetico che dimostrano oggi, nel libro li cito e ne riporto esattamente i passi, che sin dall'inizio la base, lo zoccolo duro del nazionalsocialismo era formato dagli operai. Era di sinistra il nazionalsocialismo? Sì, era di sinistra. Era un socialismo. Che significa socialismo? Socialismo è una corrente politica che, rispetto al capitalismo liberale, pensa che sia meglio per una nazione affidare i settori chiave al pubblico. Quindi, per esempio, l'educazione, la scuola, la giustizia, l'energia, eccetera, eccetera, vanno sottratti al capitale e vanno gestiti dallo Stato. Questo è, diciamo, l'aspetto principale del socialismo. Poi c'è una preoccupazione dello Stato per gli strati più poveri della popolazione, questo è il socialismo, quindi è la sinistra, e c'è tutto questo, tutta questa cosa è perfettamente connaturata con le scelte politiche, giuridiche e culturali del nazionalsocialismo. Se però invece intendiamo essere di sinistra come lo si intende oggi, cioè una visione del mondo progressista, allora il nazionalsocialismo non era di sinistra, cioè non credeva nel progresso. Quindi il primo grande tabù che cade è questo: il nazionalsocialismo
non era un movimento di destra, non era un movimento conservatore, non era un movimento reazionario. A questo punto però ci si imbatte in delle posizioni che oggi vanno per la maggiore. Sì, ma il nazionalsocialismo è stato finanziato, è stato appoggiato sin dall'inizio dalla grande finanza, da alcuni banchieri, anche americani, anche inglesi, ma soprattutto tedeschi, e quindi questa cosa depone a favore della teoria che sia uno strumento del capitale. Però attenzione, andiamo a vedere se questa cosa è vera o no. In questo libro io dimostro che fino a che non si è capito che il nazionalsocialismo avrebbe vinto le elezioni in maniera certa, secondo una tendenza al rialzo che ha avuto nelle varie elezioni che sono susseguite a distanza brevissima in quegli anni, fino a quel momento il nazionalsocialismo non ha ricevuto alcuna sovvenzione dal grande mondo della ricchezza, della finanza, dell'industria. Solo quando hanno capito che era inevitabile hanno cominciato a sovvenzionarlo. Perché? Perché c'era già un grande partito conservatore di destra in Germania e quello sarebbe stato, diciamo, l'obiettivo da finanziare per il capitalismo se avesse voluto intraprendere quella strada. Quindi non si capisce perché puntare sul nazionalsocialismo, che invece era dirompente, era una scommessa. Se voi leggete il manifesto del nazionalsocialismo, così come quello del fascismo, è un manifesto di sinistra, prevede degli espropri, prevede una presenza dei lavoratori all'interno delle aziende. Quindi perché mai il capitalismo avrebbe dovuto finanziare il nazionalsocialismo e non formazioni politiche già esistenti più comode? Secondo me è stato un tentativo, una volta preso atto che sarebbe giunto al potere, di tenerlo sotto controllo. E in effetti io ho ritrovato, ci sono questi finanziamenti, no? A parte Krupp, poi Thyssen, alcuni banchieri, fra cui per esempio i fratelli Warburg, anche in qualche modo aiutarono finanziariamente il nazionalsocialismo. Sì, ma che fine fecero poi questi quando Hitler arrivò al potere? Lo stesso Thyssen fu costretto all'espatrio e dichiarò a un certo punto: signori rivolto ai grandi capitalisti, abbiamo perso il controllo di Hitler. Quindi, se la logica non è una scemenza, 2 più 2 fa 4, e quindi, secondo me, il tentativo di controllare è stato l'ultima spiaggia da parte del capitalismo, che poi non è andato a buon fine. E poi lo vedremo perché non è andato a buon fine, perché ci sono degli aspetti della politica nazionalsocialista che sono totalmente anticapitalisti. Ma torniamo al nocciolo del libro. Il libro, dal titolo si capisce, ha 2 protagonisti, Hitler e Fichte. Chi è Fichte? Fichte è un filosofo dell'idealismo, un filosofo tedesco, vissuto all'inizio fra il Settecento e l'Ottocento, attivo a cavallo tra i 2 secoli. È un filosofo celebre? Sì, è un filosofo che si studia al liceo. Io come insegnante di filosofia dedico diverse ore, come a Fichte, così a Schelling e così a Hegel, che sono 3 filosofi della stessa corrente, per semplificare, che è l'idealismo tedesco. Perché ho affiancato questi 2 personaggi? Perché studiando la filosofia di Fichte io mi sono andato a studiare approfonditamente un testo pubblicato proprio nel 1800, come anno, nel 1800. Questo testo si chiama Lo Stato commerciale chiuso. È un libretto di politica e di economia che Fichte ha dedicato a un ministro tedesco, cercando di portare questo ministro all'attuazione delle sue idee politiche. Mi sono accorto che questo libro non è nient'altro che quello che il nazionalsocialismo ha tentato di realizzare.
ma non sto parlando di intenti così generici, io sto parlando di realizzazioni e teorizzazioni fatte punto per punto. Mi spiego. Per quello che riguarda il rapporto con l'immigrazione, per quello che riguarda la moneta, per quello che riguarda il rapporto con le banche, per quello che riguarda i prezzi, per quello che riguarda l'autarchia, per quello che riguarda il commercio estero, per quello che riguarda il rapporto con la religione. Tutti questi aspetti che il signor Fichte spiega in questo suo libro sono esattamente contrappuntati dal nazionalsocialismo nei suoi programmi, nelle sue leggi, nelle sue realizzazioni e nelle parole dei suoi protagonisti. Quindi questo che significa? Se il nazionalsocialismo non è stato altro che l'attuazione di un programma politico pubblicato nel 1800, la teoria del matto che si alza la mattina e trasforma il popolo di Beethoven, di Bach, di Schopenhauer, di Hegel, di Goethe, no? Quindi il popolo che è stato il protagonista della fioritura migliore della cultura europea di quegli anni. Quindi questo matto che trasforma questo popolo in barbari, in acculturati che bevono il sangue degli europei, non regge. E allora, dopo aver fatto questo confronto, io mi sono chiesto, sì, ma tra il 1800 e il 1933 c'è più di un secolo. Cosa ha pensato la Germania in questi 133 anni? C'è una continuità fra quello che diceva Hitler e quello che poi ha pensato, quello che diceva Fichte e quello che poi ha pensato il nazionalsocialismo? E ho scoperto che c'è una continuità sostanziale su ogni punto. Prendiamo l'antisemitismo. A scuola, quando si studia la filosofia, nessun insegnante dice che tutti i pensatori tedeschi, da Lutero a Nietzsche, passando per Kant, passando per Fichte, per Schelling, per Hegel, per Schopenhauer, tutti hanno avuto la stessa concezione del rapporto tra Germania e giudaismo che era propria del nazionalsocialismo. Tutti questi pensatori hanno riconosciuto nel rapporto con il giudaismo un problema. Per esempio, qualcuno di essi, 230 anni, 150 anni prima di Hitler, ha detto dovremmo deportarli tutti in Palestina. No? Questo non significa avallare queste teorie, significa mostrare che questa linea di pensiero è una linea di continuità. Io sono uno storico, non sono né un prete né un giudice, quindi io non devo né assolvere né condannare, né dal punto di vista spirituale, né dal punto di vista etico, né dal punto di vista giuridico. A me spetta il compito di analizzare e divulgare. Io ho analizzato e ho trovato che queste posizioni non sono proprie del nazionalsocialismo, ma fanno parte di un pensiero totalmente coerente, che nasce quando? Sapete quando nasce il pensiero nazionalsocialista? Nasce quando Napoleone arriva in Germania. Lì nasce il romanticismo, l'opposizione alla cultura illuminista. Questo personaggio che intendeva esportare le idee dell'illuminismo viene subito attaccato e nasce il romanticismo come reazione all'illuminismo. Se voi andate a prendere le idee nei primi anni del Novecento di pensatori che poi sono stati anche contrari al nazionalsocialismo, nemici, faccio un esempio, Thomas Mann, no? O anche Max Weber, tutti questi pensatori hanno condiviso le medesime critiche al mondo illuminista, al mondo democratico, al mondo capitalista e liberale, che poi troviamo completamente
dipanate nel nazionalsocialismo. Quindi c'è questa continuità. In tutti i settori c'è questa continuità. E io non faccio altro che prendere questi aspetti e sviscerarli. Vi racconto due cose che possono dare anche l'idea del lavoro che c'è dietro il libro e che poi troverete leggendolo. Ad esempio, mi sono fatto arrivare un documento dal centro Roosevelt di New York, e questo documento mi è arrivato un faldone di 90 pagine. Queste 90 pagine sono la corrispondenza tra Kalergi e il vicepresidente americano. A un certo punto si dice: signori americani, sbrigatevi ad entrare in guerra, perché se voi non lo fate, Hitler può essere osannato come colui che realizzerà l'Unione Europea. Cioè, voi immaginate che botta che arriva lo studioso di fronte a questa dichiarazione? Perché? Perché noi sappiamo che l'Unione Europea nasce per far fronte ai danni che questi nazionalismi avevano procurato all'interno dell'Europa. Cioè, l'Unione Europea è l'antidoto, lo sentiamo tutti i giorni, alla guerra fra i propri europei. Venire a sapere che all'epoca fascismo e nazionalsocialismo, ovviamente basando la loro costruzione di Unione Europea sui valori che incarnavano loro, non su quelli degli avversari, stavano costruendo un'Unione Europea, c'era un progetto, si erano avviati già degli scambi culturali, delle riunioni. Per esempio, io ho ritrovato un incredibile documento. Questo documento racconta di un giovane italiano che si è recato ad uno di questi incontri organizzati dalla Germania, però a cui partecipavano giovani spagnoli, rumeni, italiani, olandesi. Uno di questi incontri in Germania, un giovane italiano, un giovane poeta italiano, ha partecipato e ha lasciato un resoconto dicendo: sono rimasto estasiato dal clima di collaborazione, del livello culturale, vorrei ritornare, è un'Europa che sta nascendo, questa che non mi aspettavo, eccetera, eccetera. Sapete di chi è questa dichiarazione che è stata pubblicata? Di un certo Pierpaolo Pasolini. Cioè Pasolini, che in tutta la sua vita poi si opporrà al fascismo, però attenzione, dicendo che il fascismo è stata poca cosa nella distruzione della nostra civiltà rispetto agli americani. C'è una bellissima intervista video in cui lui racconta come la distruzione delle nostre città dal punto di vista estetico sia stata un'opera americana e non fascista. E Pasolini racconta questa cosa. Com'è possibile che un pensatore di questo tipo, con questa convinzione, poi non è che aveva 16 anni, se non sbaglio aveva 22-23 anni, racconta questa situazione. Oppure, vi dico un altro aneddoto per capire il lavoro che c'è dietro il libro, e questo anche sfaterà un altro dei stereotipi che sempre si sentono su Hitler e il nazionalsocialismo, no? Tutti voi a scuola avrete sicuramente sentito dire la storia dell'Hitler stupido, inacculturato, un barbaro che non sapeva niente, di un livello culturale infimo, no? Allora io mi sono imbattuto in un libro. Questo libro, scritto da un professore universitario, si chiama Raibeck, si chiama La biblioteca di Hitler. Questo professore universitario ha studiato per 25 anni i testi che Hitler possedeva personalmente e che lui aveva letto personalmente. Sapete quanti sono questi testi? 16.000, quasi interamente letti da Hitler, che era insonne, e lo dice anche nel Mein Kampf, e quindi leggeva circa un libro a sera. Quindi già quest'idea del personaggio totalmente ignorante, sconclusionato, barbaro, già
ma come un assiduo lettore, cosa leggeva? Leggeva la filosofia, leggeva la storia. Quindi io, quando ho cominciato a fare questo parallelismo fra Fichte e Hitler, ho detto, ma lo conosceva? E ho cercato delle fonti che raccontassero se in qualche modo lui era venuto a contatto con il pensiero di Fichte, e ho trovato che è stato citato nel primissimo discorso che lui fece, uno dei primissimi, nel 22, mi sembra, come il filosofo che poteva essere una guida per il mondo tedesco, quindi lo conosceva. Poi ho trovato che l'ho conosciuto attraverso delle letture di seconda mano, diciamo, leggendo dei testi scritti da altri che illustravano la filosofia di Hitler. Poi ho scritto a Riebeck, questo professore universitario americano, che mi ha risposto e mi ha detto sì, come non lo conosceva. La più grande raccolta dei testi, quelli che rimangono, perché gran parte di questi sono dispersi in Russia oppure in collezioni private, eccetera, la più grande raccolta, non mi ricordo di quanti centinaia, forse 2000, non mi ricordo, di testi della biblioteca di Hitler si trova alla libreria del congresso di Washington. Allora ho telefonato a Washington, io ho detto, signori, io avrei bisogno di sapere se Hitler possedesse o meno questi libri di Fichte. E mi hanno detto, come no? Gli mandiamo subito le copie dei libri di Hitler con gli appunti presi di Hitler di fianco e le sottolineature. Quindi io ho potuto appurare con mano, con i documenti sotto, che Hitler conosceva questi testi, che li aveva approfonditi. Quindi questa teoria, che funziona dal punto di vista teorico, perché appunto una teoria diventa anche poi una certezza pratica, cioè l'ha messa in pratica queste idee, perché le conosceva, no? Quindi questo è il lavoro che c'è dietro questo libro. Ci sono tantissime tematiche che qui potrei approfondire. Io penso che una delle più interessanti è dire come fece il nazionalsocialismo a sconfiggere una disoccupazione dilagante di diversi milioni di persone che dopo pochi anni scomparve del tutto. Come ha fatto la Germania, che fino a poco prima vedeva una massaia andare a comprare un chilo di pane con una carriola di banconote. La sapete questa cosa, no? Cioè l'inflazione nella Repubblica di Weimar c'ha una piccola, arriva a livelli stratosferici, poi piano Lewis un po' si calma, poi ritorna prepotentemente nel 29 con la crisi borsistica americana e poi ricomincia così in maniera fortissima, e quindi la Germania, oberata dai debiti di Versailles, c'è anche questa inflazione, tutto in Germania viene acquistato con un comprensibilissimo gioco di cambi di valuta dagli stranieri. Voi immaginate che significa questa inflazione? Significa che io, se voglio acquistare una fabbrica tedesca, no? La pago oggi tot in dollari, dopo una settimana il valore di quella fabbrica, no? È diventato 1/10 nella mia valuta. Quindi io compro una fabbrica, faccio un esempio, a 1 milione di euro, oggi cambio i miei dollari in marchi, compro con questi marchi questa fabbrica, dopo, prendendo un prestito per esempio in Germania, dopo 15 giorni so di aver pagato quella fabbrica non 1 milione di euro, ma 10.000 euro. Pensate che tipo di speculazione ci fu in quel momento lì in Germania. Allora, come ha fatto il nazionalsocialismo a risolvere questo problema? È molto interessante. Prima di spiegarlo faccio una parentesi. Io sono convinto che questa censura che c'è su questi temi risponda a un'esigenza ben chiara da parte del potere. L'esigenza è questa: al di là del giudizio negativo globale che si vuol dare sul fascismo o sul nazionalsocialismo, in storia non possiamo pensare di avere tutto il bene da una parte e tutto il male da un'altra. Questo non è storia, no? È chiaro che quando noi diamo del fascismo
un giudizio totalmente negativo, il male assoluto, stiamo dicendo che i nostri nonni e i nostri bisnonni erano dei perfetti coglioni. È chiaro? Perché l'adesione al fascismo delle masse era in quel momento totale. Era la maggioranza dei nostri nonni e bisnonni ad essere fascista. Quindi dire che quello è il male assoluto che non presenta alcun elemento positivo è già di per sé un giudizio antistorico. La storia non si fa così, la storia va fatta andando a sezionare, a vedere, ad analizzare parte per parte. Quindi, perché dico che è una cosa voluta? Perché ci sono degli aspetti nel nazionalsocialismo, soprattutto gli aspetti sociali, monetari ed economici, che oggi, se fossero studiati e fossero divulgati, creerebbero molti problemi alle nostre elite bancarie. La natura della moneta, la moneta debito, la convertibilità in oro, l'emissione monetaria da parte di una banca centrale indipendente, tutte queste belle cosette, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, che stanno facendo degli scempi da decenni nel mondo in cui noi viviamo, sarebbero messe in forte discussione se noi conoscessimo questi strumenti che il nazionalsocialismo ha adoperato. E adesso ve li spiego. Il primo strumento è quello che si chiama quello degli effetti MEFO. MEFO sta per Metallurgische Forschung, mi sembra, cioè è una specie del nostro 110%. È una specie di moneta fiscale, è una moneta parallela, non vincolata a nulla, non ha un corrispettivo in valore reale, non ha un oro a copertura. Cosa fece il nazionalsocialismo? Disse: voi che siete i proprietari delle grandi aziende, delle grandi industrie metallurgiche, potete, invece di pagare allo Stato quello che dovete pagare, emettere dei buoni e questi buoni farli circolare tra di voi. È una moneta parallela. Qual è il risultato dell'emissione di una moneta parallela non sottoposta a alcun vincolo? È la moltiplicazione del circolante. Significa maggiore benessere. È quello che il compianto professor Rauriti fece con il SIMEC in Abruzzo, no? È un po' quello che si è tentato di fare con il 110% nel settore edile. Questo era fatto nel settore del metallurgico. Poi sappiamo che è stato depotenziato questo 110%, anche perché le banche sono subito subentrate nella cessione del credito, eccetera, eccetera. Se ci fosse stata la possibilità per le aziende di scambiare direttamente questi buoni, avremmo avuto una spinta, un volano fortissimo alla nostra economia. Quindi questo effetto MEFO, una vera e propria moneta parallela, fu ideata da un ministro che si chiamava Schacht, che era di origini ebraiche, che Hitler aveva fatto ministro dell'economia. Poi quali altri strumenti ha utilizzato? Lui, il nazionalsocialismo, ha detto: va bene, ma se noi assumiamo come Stato queste milioni di persone per costruire le strade, i ponti, gli acquedotti, eccetera, eccetera, che cosa succede? Ci perdiamo? Ci perdiamo molto? No, non ci perdiamo molto, perché queste persone che oggi non hanno un reddito, una volta che avranno un reddito, spenderanno, aumenteranno gli introiti dal punto di vista delle tasse per noi e tutto si rimetterà in moto. Era una scommessa, come gli stessi effetti MEFO era una scommessa. Perché? Perché volendo uno poteva andare a cambiare questi effetti MEFO in marchi, prendendoci gli interessi, e tutto il castello sarebbe crollato. Ma qui è proprio la natura stessa della moneta ad essere messa in dubbio. Oggi la moneta è qualcosa che non risponde minimamente a un rapporto con l'uomo. Invece
non solo il nazionalsocialismo, ma per esempio Auriti e altre teorie oggi hanno capito che la moneta è una questione di fiducia. Noi utilizziamo la moneta e la accettiamo soltanto perché pensiamo che domani sarà accettata quando andremo a spenderla. Non c'è nient'altro dietro, non c'è una convertibilità in oro. Dopo l'accordo, dopo il trattato di Bretton Woods, non c'è neanche la convertibilità in dollari, che prima erano l'unica moneta ad essere convertibile in oro. Quindi tutto questo sistema, con altri strumenti di cui non vi sto a parlare perché sono molto tecnici, però nel libro li spiego, anzi uno ve lo voglio dire perché è simpatico, hanno permesso questa rinascita economica e occupazionale della Germania in pochissimo tempo, trasformando la nazione più indebitata del mondo in una delle più grandi potenze del mondo. Questo strumento simpatico che volevo spiegarvi, adesso ve lo dico brevemente. Allora, la Germania era indebitata moltissimo con degli stati esteri e doveva pagare queste somme in marchi. Allora riuscì a farsi accettare come pagamento un pagamento in marchi però dilazionato, come fosse una cambiale. Io ti pago con i miei marchi, ma tu li puoi riscuotere fra, poniamo, 4 mesi. Cosa è successo? Il mercato, una volta che questa cosa era stata accettata, ha messo questi marchi posticipati all'interno dello stesso mercato e quindi venivano acquistati a un prezzo molto inferiore rispetto al loro valore nominale. Cioè, immaginate, tu devi dare 100.000 euro a qualcuno, no? Questo qualcuno si accetta che tu paghi questi 100.000 euro, ma possono essere riscossi solo dopo 4 mesi. Questa persona, per ottenere liquidità immediata, li vende a 50.000 euro. È chiaro il sistema? Cioè io che accetto questi soldi, pur di averli adesso, di avere la possibilità di spenderli adesso, li deprezzo e li vendo a chi vuole comprarmeli oggi a un prezzo dimezzato. Poi quello che me l'ha comprati fra 4 mesi riceverà 100.000. È chiaro? Così facendo la Germania è riuscita a dimezzare il proprio debito. Perché? Perché proponeva questi pagamenti. I pagamenti venivano rimessi sul mercato, la Germania ricomprava queste stesse somme alla metà. Istantaneamente aveva dimezzato il proprio debito pubblico. Sono genialate. Qualcuno dice, i nuovi economisti, soprattutto quelli liberali della scuola di Chicago, quelli che oggi vanno per la maggiore, i bocconiani eccetera, dicono fu un bluff, no? Non sappiamo nemmeno noi perché funzionò, però ha funzionato. Allora non è un bluff. Allora voi non avete capito evidentemente qualcosa di reale che sta dietro quel tipo di idea. Quindi voi credete, cioè quando noi oggi fatichiamo a immettere in Italia del denaro circolante perché c'è il tetto in Costituzione del 3%, perché la BCE ci dice non dovete finanziare le vostre aziende neanche pubbliche, poi la Germania stanzia 200 miliardi, fa come gli pare, quello è un altro discorso, però vedete continuamente questa opposizione a mettere del denaro circolante all'interno della società. Perché? Con la scusa dell'inflazione. Ma non è matematico che io appena metto del denaro circolante viene l'inflazione. Perché? Perché l'inflazione può arrivare soltanto quando c'è piena occupazione e c'è scarsità di prodotto. È chiaro? Cioè, faccio un esempio. Se io vado a comprare uno yogurt, no? Prima avevo 1 euro a disposizione per comprare uno yogurt. Lo Stato mette in circolazione il doppio della moneta, per lo stesso yogurt io posso spendere 2 euro. Chiaro? La persona che aderisce a una teoria economica standard dice: ma non è cambiato niente, c'hai il doppio di soldi ma compri soltanto un prodotto come prima. Prima avevi 1 euro, comprai uno yogurt, adesso ce n'hai 2 e compri sempre uno yogurt, perché si alza l'offerta per quel bene avendo maggiore disponibilità di denaro.
Bene, però se io sono il produttore di uno yogurt che non è molto famoso, il fatto che, e quindi non lo vendo tutto il mio yogurt, il fatto che lo yogurt della Parmalat costa 2 euro non mi impone di mettere il mio a 2 euro, perché io non lo venderei e quindi io lo lascio a 1 euro per venderlo. E non c'è l'inflazione se non c'è l'esaurimento del prodotto. E la stessa cosa vale per la manodopera. Sono questioni fondamentali a cui diversi pensatori italiani sono avvicinati ultimamente, anche in maniera anche un po' diciamo equivoca. Sto pensando alla teoria della MMT, non so se la conoscete, no? Che però anch'essa si basa sulla bontà del debito. Qui siamo a un livello diverso, siamo all'esaurimento del debito. Però questa idea di una moneta che ha una natura diversa, una natura umana, una natura giuridica, ha trovato applicazione in questi campi. Questo è uno dei temi. Per altri temi, per esempio lo stato sociale, come è riuscito il nazionalsocialismo a risolvere quei problemi sociali che rendevano la vita in Germania impossibile? Cioè, poco prima che il nazionalsocialismo andasse al potere, le persone dormivano per strada come se si fosse in una bidonville del Sud America. C'erano persone che affittavano la casa d'estate ed andavano a dormire in delle caverne scavate per terra nei sobborghi delle grandi città. C'era una crisi incredibile. Come sono state risolte queste problematiche? Attraverso una comunità del servizio. Cioè il nazionalsocialismo mise in piedi un sistema per cui milioni e milioni di volontari prestavano servizio per la comunità. Cosa ottenevano le persone per stare al servizio? Niente. C'era soltanto questa cosa motivata da un senso d'appartenenza. Oppure, vi spiego altre escamotage utilizzati dal nazionalsocialismo. Il problema della produzione agricola era un problema insormontabile in Germania in quel periodo. C'è la carenza un po' di tutti i generi alimentari, soprattutto di grasso, però di tutti i generi alimentari. Però contemporaneamente c'era stato uno spostamento dalle campagne alle città alla ricerca del lavoro nell'industria. Perché? Perché il prezzo dei generi agricoli era stato deprezzato, cioè non si pagava veramente più niente per 1 chilo di prodotto agricolo. Allora il nazionalsocialismo non mise una legge, non fece una legge in cui diceva noi proibiamo alle persone di cambiare mestiere e mettersi a fare da agricoltori operai. Però cosa facciamo? Mettiamo una legge con la quale il padrone dell'industria non può assumere un operaio se questo operaio nei 5 anni precedenti ha lavorato in un settore agricolo. Cioè ce ne sono tantissime di queste soluzioni adoperate che oggi potrebbero essere ancora fruttuose se adattate ai tempi di oggi. E tutto questo, compreso questa soluzione che ho appena detto, è stata suggerita da Fichte nel 1800, compresa questa. Non c'è un aspetto del nazionalsocialismo che non sia stato preso in considerazione. Allora mi si dice, ma allora la figura di Hitler viene depotenziata. Se è una corrente continua, coerente, se non ci fosse stato Hitler, saremmo arrivati alla stessa situazione? Allo stesso conflitto? Sì. Hitler non ha portato nessuna novità. Se non ci fosse stato Hitler, avremmo avuto il potere incarnato in uno dei tanti altri personaggi che la pensavano in quella maniera. Lo dice anche il più grande filosofo del Novecento, che è Heidegger, che dice Hitler è stato solo un pretesto per fare la guerra. C'è una contrapposizione chiara fra un mondo e un altro mondo.
la vediamo ancora oggi. La contrapposizione oggi qual è? È fra un mondo, quello radical chic, progressista, quello per esempio che può essere incarnato nella ventilata nuova capo del Partito Democratico, come si chiama? Shine, no? Cioè persone che non hanno minimamente il contatto con la vita popolare, che vivono da cosmopoliti, che non lavorano, che se ne fregano del luogo in cui sono in quel momento lì, perché per loro essere a New York o essere a Londra o essere a Roma è identico. È un mondo che ormai si è incartato, lo vediamo continuamente, che però possiede ancora le chiavi della comunicazione e non ci possiamo fare niente in questo momento. Faccio un esempio. Voi tutti conoscerete il problema della cancel culture, cioè il fatto che a partire dagli Stati Uniti si è cominciato a riscrivere la storia dicendo che la storia come l'abbiamo conosciuta è male perché è frutto di un sistema patriarcale bianco. E quindi Black Lives Matter, eccetera, eccetera. Allora c'è il caso recentissimo di un rapper nero che si è messo una maglietta White Lives Matter e è stato denunciato per incitamento all'odio. Ma come? Perché? Le vite dei bianchi contano. E dove sta l'incitamento all'odio? Cioè, sì, abbiamo ormai una forma mentis che ormai ha colpito, come questo veramente come un virus, la maggioranza della popolazione, che ormai subisce qualsiasi scemenza senza avere la possibilità di reagire, perché non percepisce nemmeno più l'alternativa. Perché queste dinamiche è importante capirle in quel periodo per capire quelle che oggi noi viviamo? Perché le viviamo continuamente e ci hanno, diciamo, un portato molto drammatico sulle nostre vite. Perché la gente non si è ribellata quando ci hanno chiuso dentro casa? Perché? Perché siamo arrivati ormai a uno scalino della propaganda politica. Fino a questo momento la propaganda politica si è fatta rincorrendo il consenso delle masse, quindi attraverso la manipolazione dei media, attraverso i programmi scolastici, attraverso le bugie. Ma questa cosa, che già fa schifo, sarà nulla rispetto a quello che ci attende, perché ci attende la costruzione di un cittadino fisicamente incapace di reazione. Voi pensate a tutto quello che si prepara, ad esempio con le leggi contro le fake news, per il reato d'odio, le nuove decisioni presentate in Consiglio dei Ministri che praticamente sono un DDL Zan mascherato. Cioè noi andiamo verso un mondo in cui tutto quello che si può dire sarà l'unica possibilità. Cioè coinciderà il pensabile con il decibile. Noi oggi siamo in grado di pensare anche cose che la maggioranza non dice. Nel futuro potremo pensare soltanto quello che è preordinato, ma questo anche dal punto di vista fisico. Faccio un esempio. Il CEO di Pfizer, un certo Burla, ha dichiarato in una conferenza pochi mesi fa che ormai sono pronte delle particolari pillole, dicendo lui tesseva l'elogio di queste pillole. Queste pillole hanno un chip interno, trovate questa dichiarazione tranquillamente su YouTube. Queste pillole, una volta ingerite, hanno questo microchip che comunica all'assicurazione sulla vita e sulla malattia della persona che le ha ingerite che quelle pillole sono state effettivamente prese. Se tu non le prendi, l'assicurazione non ti copre. Adesso uno dice, ma che c'è di strano? No, pensate a quali altri scalini questa cosa può portare. C'è tutto, perché il meccanismo di controllo che questo tipo di impostazione scientista, ipertecnologica, io direi transumanista,
può portare è oggi quasi inimmaginabile. Il mondo cioè la civiltà cinese ormai è su quella strada lì, con un controllo globale, un controllo che è mentale, è fisico, è attraverso una serie di telecamere che copre tutto, no? E che rende il potere sempre in grado di sapere cosa tu stai facendo. L'eliminazione della moneta fisica e la sua sostituzione con la moneta elettronica permetterà di sapere quello che tu compri, quello che tu leggi, quello che tu mangi e condizionare attraverso, lo vedete, la profilazione i tuoi desideri, i tuoi gusti. Pensate a come vi succede di parlare, a me è successo un sacco di volte, no? Di parlare con un amico, con la moglie, di una certa tematica, e dopo 5 minuti sul cellulare compare la pubblicità di quella roba lì. Cioè, questo da dove deriva? Deriva da una convinzione, che è quella capitalista, liberista, che il mercato è la soluzione a tutto e che comunque troverà un sistema per autoregolarsi e fare il bene del popolo. Ora, io non so quanto questi ci sono o ci facciano. Probabilmente i pezzi grossi ci fanno e i pezzi piccoli ci sono. Io non penso che Speranza sia una mente talmente sopraffina da organizzare questa cosa con la consapevolezza di star forzando la popolazione attraverso la manipolazione. Secondo me è uno di quelli che è convinto che è bello, è convinto che va bene. Secondo me invece ai piani alti, ma chi ha orecchie per ascoltare e occhi per vedere può trovare ormai dichiarazioni esplicite di questi programmi. Ci sono dichiarazioni esplicite, sia sulla sovrappopolazione del pianeta, sia sul fatto che ormai dobbiamo arrivare all'uomo 2.0 e quindi integrare la mente umana alla mente artificiale, all'uomo robot, no? Quindi queste cose le stanno dicendo, però dicono che sono costruite per il nostro bene, quando invece abbiamo continuamente sotto gli occhi che non si tratta del nostro bene, ma si tratta della scomparsa della vita per come noi in questo momento la conosciamo. Grazie. Allora, come prima domanda, quando facciamo gli incontri di macroeconomia in cui spiego la moneta a debito, l'emissione monetaria, eccetera, ovviamente mi aspetto sempre, quando parliamo di emissione monetaria, la prima cosa che ovviamente tutti, ma allora inflazione, Zimbabwe, Repubblica di Weimar. Se ce lo spieghi brevemente, in 2 minuti, il discorso dell'oro che andava agli alleati, eccetera, eccetera. Questo discorso andrebbe spiegato con molto più tempo, però è chiaro che si saldano i fattori, cioè lì effettivamente ci fu una stampa esagerata di moneta che era stata motivata dal debito enorme che non poteva essere sanato, cioè ci fu addirittura qualche economista americano, per esempio Keynes stesso mi sembra lo disse, che era impossibile volere entrambe le cose, cioè la distruzione della Germania e che pagasse pure i conti. Quindi è vero che la moneta, se maneggiata male, può dare avvio all'inflazione, ma c'è sempre una motivazione politica dietro, c'è una volontà politica di distruzione. Per quello che riguarda la Germania, questa è veramente una cosa incredibile, e trovate i documenti nel libro, e anche questo è un documento che io non ho visto mai citato da nessuna parte, molto importante. Fino a un certo punto gli americani presero in considerazione la possibilità di applicare il piano Morgenthau. Il piano Morgenthau è un piano che prevedeva esplicitamente la riduzione della Germania a pascoli,
Cioè la Germania, che era già una nazione industriale, con i giacimenti di carbone che aveva, di ferro, cioè una popolazione ormai, diciamo, ormai quasi l'apripista dal punto di vista tecnologico, no? Comunque a livello delle grandi nazioni civilizzate, anche americane, eccetera, eccetera. Nonostante fosse questa la realtà della Germania, questo piano prevedeva la distruzione completa. Questo piano, a parte che uscì un libro scritto da un consigliere del presidente americano che ne parlava esplicitamente, fu dibattuto all'interno del Parlamento americano. Basta andare sul sito del governo, ritornare agli atti degli anni 45-46 e vedere che ci fu un dibattito vero su questa cosa. Poi fu bocciata per l'opposizione di alcuni senatori, anche se all'inizio, e soprattutto anche di Churchill, a un certo punto si mise di traverso, però fu un'opzione veramente presa sul serio. Questo per dire cosa? Che è evidente che quella crisi economica e monetaria aveva una causa politica, era frutto di una volontà, tant'è che si era previsto di ridurre tutta la Germania a pascoli, no? Sì, buonasera. Mi chiamo Nicola, complimenti per il grandissimo lavoro di ricerca intanto. Grazie. E per la ottima esposizione di queste tematiche cruciali, non dibattute colpevolmente da decenni. Ecco, allora lei è partito con la censura nei suoi confronti, ma qui abbiamo in Europa, oltre che censura, persone che sono dimenticate nelle carceri per opere di revisionismo storico, non ricordate dai media. Abbiamo persone anche eliminate fisicamente per queste tematiche. Ecco, allora bisogna ribaltare il paradigma che chi tappa la bocca non è fascista ma è ebreo. Perché? Perché praticamente noi abbiamo un elenco che possiamo... Sì, la domanda veloce è... non ho sentito, per esempio, alla fine, aveva citato il CEO di Pfizer, che è burla, anche lui mi pare ebreo. Zuckerberg, quando l'ha cacciata dopo 15 minuti, è ebreo? O sbaglio? Zuckerberg? Sì. Allora, cosa succede? Sì, bisogna finalmente, oltre il grande lavoro di ricerca e di ricostruzione, dare le colpe a qualcuno, dare finalmente le colpe e i nomi a qualcuno, perché la regia, la grande regia è la stessa che ha scatenato due grandi macelli mondiali e adesso ci stiamo scannando di nuovo in Europa tra di noi senza sapere perché e per chi. Allora, è un tema tanto importante quanto difficile da trattare, perché dal punto di vista giuridico noi sappiamo che c'è una verità imposta per legge. Dico solo che la motivazione della mia sospensione da scuola per un mese senza stipendio è stata questa, cioè il MIUR, nella motivazione scritta che mi è stata presentata, ha detto che io ero colpevole di aver messo in discussione le verità ormai certe emerse da Norimberga. Ho già detto che io sono stato inserito dall'ADL nella lista degli antisemiti, ho già detto e spiegato milioni di volte che io sono assolutamente contrario a qualsiasi reato d'opinione. Ho espresso a mio tempo la solidarietà a quella ultra novantenne a cui lei faceva prima riferimento, però purtroppo è un argomento che noi non possiamo toccare e non è un caso, lo trovate nell'avvertenza di questo libro, all'inizio. Io metto in chiaro che in questo libro non si pronuncia mai la parola olocausto. Non ho potuto pronunciare in questo libro la parola olocausto. Perché? Perché è per me chiaro che su quello di cui non sono libero di parlare, di fare ricerca, di indagare, non merita che io
per da tempo cercare una modalità accettabile dal potere per esprimere questo o quello. Quindi più chiaro di così non posso essere. Cioè, tra l'altro io adesso oggi non l'ho portato perché ho esaurito le copie, ma su questo argomento ho scritto un apposito libro che si chiama Anna l'antisemita, è edito da Edizioni del Veltro del professor Mutti, per il quale sono stato attaccato. Per me, e poi c'è un capitolo del libro, questo ultimo, in cui faccio un'analisi storica del perché Hitler diventa antisemita. Nessuno sa che Hitler all'inizio non era antisemita. Addirittura lui nel Mein Kampf scrive: io ce l'avevo con quelli lì che ce l'avevano con gli ebrei perché erano rozzi. Io leggevo sempre i giornali posseduti dalle grandi corporazioni ebraiche e ce l'avevo con gli antisemiti perché io ero contro la discriminazione razziale, parapà, parapà. Quindi l'antisemitismo di Hitler nasce per considerazioni puramente politiche ed economiche. Poi dopo, questo è un aspetto molto complesso, l'antisemitismo razziale, cioè quello che ha le basi genetiche, non è una questione tedesca, è una questione che nasce nel mondo francese e anglosassone, deriva dalle posizioni darwiniste e poi ha come suoi esponenti, per esempio Chamberlain, no? E altri anche francesi e anche gli stessi ebrei. Nel mio libro su Kalergi io spiego come queste posizioni razziste siano condivise anche da alcuni pensatori ebraici. Quindi questo è importante capire da dove viene quella posizione, che non significa scusare quello che poi è successo. Io ho come principio guida che la responsabilità della persona è sempre individuale. Quindi se io prendo una persona ebrea o qualsiasi altra etnia o cultura e la deporto perché un esponente del suo gruppo, un esponente dell'elite che guida il suo gruppo si è macchiato di qualcosa che a me non va bene, sto sbagliando. Questa è una cosa che noi, ai nostri occhi, alle nostre orecchie è inconcepibile, che però è avvenuta. L'errore è questo, cioè noi non possiamo accettare che un bambino ebreo sia stato ritenuto responsabile di quello che ha fatto Rothschild o Warburg. Però la lotta contro quella posizione politica, contro quella incarnazione filosofica, è secondo me legittima. Perché io oggi posso essere antirusso, anti-americano, ma non posso essere anti-giudaico? Per me quella cultura si incarna in alcuni personaggi chiave, in alcuni valori che io ho il diritto di criticare, come posso fare per tutte le altre culture, tutte le altre etnie o nazioni. Ecco. Allora, nella biblioteca di Hitler quanti testi si occupavano di esoterismo, visto che si racconta che lui fosse uscito dalla società Thule e che ci fosse poi anche l'Ahnenerbe, che ha fatto ricerche anche antropologiche e di studi sulle società sciamaniche? Allora, questo non lo so dire, c'erano sicuramente dei testi di carattere esoterico, sappiamo che questa frequentazione Hitler l'ha avuta anche attraverso esse e anche attraverso Haushofer, che è colui che ha introdotto Hitler ai concetti dello spazio vitale, concetti che hanno a che vedere con la politica estera. E però secondo me è sopravvalutato oggi questo influsso dell'aspetto esoterico nel pensiero hitleriano, perché tutto quello che lui ha fatto, ha pensato e ha detto, che troviamo nel Mein Kampf, ha una spiegazione perfettamente razionale dal punto di vista storico, politico e economico. Quindi questo aspetto che io riconosco ci sia
secondo me oggi è sopravvalutato ed è utilizzato da coloro che vogliono dire che in fondo anche il nazionalsocialismo era una questione di sette massoni che finisce tutto lì. Guardi, condivido l'ultima parte in modo parziale. Quando lei ha detto che è legittimo difendersi, è un dovere. Quando una ristretta cerchia, una minuscola parte di una nazione lucra su un popolo, il popolo ha il dovere di difendersi, ha il dovere, in tutti i mezzi, come succede oggi, questo avviene a livello mondiale, i popoli hanno il dovere di difendersi da una cricca, parliamo di una vera cricca, perché ripeto, possiamo aggiornare questo elenco di corporazioni, banche e governi sottomessi a questi signori qua e agli popoli. Ma guardi, i nomi li sappiamo tutti. È un discorso che non deve fare a me. Lei perché... ha detto che la menzogna, aspetti, la verità viene imposta per legge, ma la menzogna allo stesso modo, cioè anzi la menzogna viene imposta per legge, chiaramente. Però, sono d'accordo con quello che lei dice, però è un discorso che non deve fare a me. Lei pensi che io ho partecipato qualche anno fa, quando presentai il Calergi, ad una conferenza in Campania organizzata dalla Lega. A questa conferenza c'eravamo io e Magdi Allam, no? Allora Magdi Allam fa la sua conferenza dicendo di quanto Maometto fosse schifoso, di quanto i musulmani fossero pervertiti, del rapporto con le donne, del fatto che fossero pedofili, Maometto fosse un pedofilo, parapà. E io spiego quello che disse Calergi su questi aspetti, parlando anche dell'ebraismo. A un certo punto, alla fine della serata, un signore fa una domanda e dice: ma se quello che Magdi Allam dice è vero e può essere detto, ovvero delle strutture, delle brutture che sono contenute nel pensiero islamico, no? Come mai non dite mai niente su quello che invece riguarda l'ebraismo, a partire dalle scritture fino alle dichiarazioni dei politici, dei rabbini che arrivano fino ad oggi? Allora io avevo il cellulare, il computer davanti e cominciai una serie di citazioni che partivano dai libri della Bibbia, Deuteronomio, in cui si parla dell'usura, no? Come strumento nelle mani del popolo ebraico, e arrivavano fino alle dichiarazioni di Golda Meir e di Netanyahu. A un certo punto Magdi Allam, con cui avevo un buon rapporto, eravamo già stati insieme in altre conferenze, mi disse: no Matteo, questo non te lo concedo, questo è antisemitismo, tu non lo puoi dire, sono io, me ne vado. Al che io dissi: ma fammi capire, fino adesso hai sparato, questo mi dice è razzismo, fino adesso hai sparato a zero sull'Islam, sulla loro cultura, no? E nessuno ti ha dato il razzista. Io sto citando delle parole effettivamente pronunciate da quest'altri e allora io divento improvvisamente razzista. Io chiamo i carabinieri, Io ovviamente non feci un passo indietro, continuai a dire quello che stavo dicendo, lui si alzò senza terminare la conferenza e se ne andò con la scorta. Chiudo l'intervento, scusi se mi dungo. Una chicca, mi ricordo, era aprile 2020, ho sentito Tajani, sì, scusa, ok. Ho sentito, mi ricordo, Tajani in diretta in TV, si parlava della bandiera dell'Unione Europea. A proposito, uno dei finanziatori di Calergi mi pare fosse un certo De Gasperi, Alcide De Gasperi. Tajani diceva, a proposito della bandiera dell'Unione Europea, che le 12 stelle gialle rappresentate su di essa rappresentano le 12 tribù ebraiche. Non sono riuscito a registrare questa... La bandiera in qualche modo fu suggerita da Calergi e non mi risulta questa cosa, però io non la escludo a priori perché sappiamo del stretto rapporto fra Calergi e l'ebraismo, no? Sì, ma non so se Tajani abbia ragione in questo senso, però quello che dico io è che De Gasperi, ad esempio, non fu un sovvenzionatore, fu un collaboratore, perché mi sembra che anche lui si iscrisse a Paneuropa, cioè la società fondata da Calergi, no? Ma i finanziatori di Calergi, e lo dice lui nella sua autobiografia, furono i signori Warburg e Rothschild. Lo dice lui nella sua biografia. Non solo, prendetevi il libro su Calergi e trovate tutte queste
notizie molto interessanti. Io sono andato in Repubblica Ceca in un archivio nella città natale di Kalergi, che è Rozberg, perché c'erano dei documenti interessanti che dovevano essere consultati. Fra i documenti che mi sono capitati in mano c'era questa ricevuta che attestava che il signor Agnelli versava a Paneuropa un obolo annuale di diverse milioni di lire. Cioè c'è una ricercatrice inglese, Tatiana Ujbunova mi sembra, comunque citata nel libro, che dice che tutte le più grandi organizzazioni industriali appoggiavano Kalergi, e non solo. Allora, Kalergi era massone affiliato alla Loggia Humanitas di Vienna. A un certo punto non si seppe più nulla di questa sua affiliazione, e gli storici ufficiali, ce ne sono pochissimi che si occupano di Kalergi, però quelli che ci sono dicono che questo è un segnale che lui fece un passo indietro. Ma non dicono però questi storici ufficiali che Kalergi fu elogiato dalla massoneria stessa in una rivista massonica in cui si dice il lavoro del confratello Kalergi è uno squisito lavoro massonico. Ma non è tutto, perché la stessa ricercatrice dice di aver riperito un documento ufficiale della massoneria con cui al fratello massone Kalergi si devono aprire tutte le porte di tutte le logge del mondo. Quindi altro che un passo indietro. Qui si dice a tutti i confratelli del mondo: quando vi arriva questo signore fate quello che vi dice. Quindi è inutile Mentana a me che mi dice la bufala, la cosa, perché Mentana di queste cose non sa nemmeno una riga, non ha mai letto niente, tra l'altro non è laureato, non si sa quale competenze ha, non ha scritto un testo di storia, di niente. Cioè noi viviamo in un mondo in cui parlano i somari, da Puente a tutta compagnia bella degli anti-fake news eccetera eccetera. Sono persone che hanno studiato nella loro vita una frazione di quello che può aver studiato uno studioso come me, che legge un libro ogni 3 giorni da quando ha 16 anni. Cioè, è così, mi dispiace fare questa autoincensazione, però io quando mi trovo a parlare con queste persone: ma Kalergi è una bufala, cosa hai letto di Kalergi? L'hai letto tu il praticitario? No. Cosa hai letto? Niente, ma l'ho sentito su internet. Ma allora che te ne sai? Di cosa parliamo, no? Questo è il livello. Buonasera, e innanzitutto volevo complimentarmi per il suo lavoro svolto di ricerca, e mi spiace anche per i guai, insomma, che ha dovuto subire anche a livello giuridico per colpa dell'Ebreo Mentana e quant'altro, e anche per colpa dell'ANPI. Unica cosa che volevo affermare in merito alla sua ultima affermazione sul discorso della poca presenza esoterica, come aveva detto il signore, nel nazionalsocialismo, parlo per mia visione personale, quindi metto subito le mani avanti. In merito a testi che ho letto e quant'altro, posso affermare, risottolineo mio parere personale, che il nazionalsocialismo era pura visione spirituale ed esoterica. Si parte semplicemente anche dalla forma, dalla struttura, dalla simbologia, dallo svastica, appunto, che è il simbolo ariano per eccellenza e pagano che si trova in tutte le civiltà, dai Sumeri, dagli Egizi, dai Romani, Greci, Induisti e Vichinghi. In più la concezione in sé di corpo, di spirito, di razza, di sangue, di memoria di sangue, che ne parlava in merito anche alle Ahnenerbe. L'Ahnenerbe era la divisione delle SS più finanziata dal partito nazista. E quindi io credo, e ne sono pienamente convinto, ma ripeto, mia visione personale, che la guerra, che il nazionalsocialismo sia stato esoterismo puro, e che sotto una guerra esoterica, quindi una guerra fisica, che effettivamente ci sia stata anche una guerra esoterica, come afferma il gran Miguel Serrano. Grazie. Allora, complimenti per l'intervento interessante, il discorso di Serrano, l'Avatar, eccetera, eccetera, è interessante, però in realtà non siamo in disaccordo, perché io faccio una distinzione netta fra spiritualismo e esoterismo.
sul fatto che il nazionalsocialismo sia stato spiritualismo non ci piove, perché è un'emanazione della visione del mondo romantica, che è essenzialmente antimaterialista, no? E quindi è puramente spirituale. Quello che io prima affermavo è che l'aspetto esoterico, considerato come una macchinazione di una minoranza che alla fine gira e rigira, va a finire sempre in quelle dinamiche che conosciamo, è questo secondo me che è sovradimensionato, non l'aspetto spirituale. L'aspetto spirituale ovviamente c'è, perché questi sono convinti che il mondo sia non una questione materiale e quantificabile, ma una dimensione qualitativa dell'esistenza. Quindi siamo d'accordo. Volevo ricollegarmi a una considerazione appena fatta in precedenza. Allora, ci hanno sempre detto che diciamo che i nazisti hanno perseguitato gli ebrei, li hanno uccisi. Io non voglio negare questo, però c'è un problema. Come mai tra i vertici nazisti ci sono stati anche molti ebrei, cosa che non si dice? Allora, capitemi, io di queste cose non posso parlare. Cioè, io ho già 1500 questioni fra denunce e processi. Perché mi fate delle domande a cui io non posso rispondere? È chiaro che una risposta, io quale che sia, non la posso dare, perché domani, appena si pubblica questa cosa qui, c'è il mentale di turno che dice: ecco, Simonetti razzista, Simonetti antisemita, e mi fanno un mazzo tanto e perdo il lavoro. Questa cosa non può essere dibattuta. Io non prendo posizione su questo, non prendo posizione perché non mi sento nella situazione di tranquillità filosofica e di ricerca tale per cui io posso esprimermi. Ma infatti gli dico che in questo testo non posso parlare. Ma guarda, la prima preoccupazione non è quella di mantenere il lavoro, perché sennò non avrei detto tutto quello che ho detto. Però in questo testo io dico che l'argomento olocausto è un argomento talmente importante che meriterebbe una trattazione a parte in un altro libro, che io certamente scriverò se cambierà una legge infame. Scusi, volevo rispondere io al signore che non so in merito che libro, che fonti abbia trovato che nei vertici del Partito Nazionalsocialista o nelle SS in quant'altro, ma posso dirlo tranquillamente a cuor sereno, non c'erano giudei o sionisti dentro gli alto rango delle SS, non c'è nessuna prova scientifica, storica, e qualsiasi cosa che sia stato scritto viene fuori da materiali o siti appunto appartenenti all'ebraismo solamente per diffamare. Il nazionalsocialismo è un'ideologia che si basa sul puro concetto di sangue, addirittura sono andati avanti per anni ad andare indietro per 6 generazioni per vedere la purezza di sangue. Stiamo parlando a livello ideologico. Quindi io posso dirlo abbastanza chiaramente a cuor sereno che nei vertici e nelle SS, nella Gestapo e nemmeno nella Wehrmacht c'erano ebrei. Allora, su questo io voglio dire una cosa, no? Il banchiere sì. Voglio dire una cosa. Se io domani scoprissi di avere un nonno ebreo, a me non cambierebbe una virgola. Quindi io questa insistenza sull'aspetto genetico la trovo un po' banale ed è questa la critica che Heidegger fa al nazionalsocialismo. Mi spiego bene. Allora, tu, Hitler, mi stai dicendo che stai lottando contro un mondo materialista che pensa che tutto sia fisico, che tutto sia materia, no? E che invece pensi che l'uomo sia altro, che sia una cosa più alta, che sia spirito. Però poi mi ricadi in queste concezioni che sono figlie dello scientismo darwinista. Questa è una critica, cioè
È molto interessante questo discorso, andrebbe sviscerato bene. C'è per esempio uno studio di Domenico Lo Surdo molto interessante che mette in luce questi aspetti, ma soprattutto è lo stesso Heidegger che spiega queste, e lo trovate nel saggio precedente a questo che ho scritto su Heidegger e i quaderni neri. C'è questo aspetto: se una critica io mi sento di condividere spassionatamente al nazionalsocialismo, è la stessa critica che fa Heidegger, cioè non vi siete presi abbastanza tempo e non avete avuto abbastanza coraggio per farla finita con le impostazioni e con le idee dei vostri nemici. Ora, ci può essere una discussione fra Heidegger e Hitler in cui Heidegger dice a Hitler: tu alla fine sei ricaduto nello stesso scientismo che gli imputi agli anglosassini, e Hitler che gli risponde: sì, ma questi mi bombardavano, io la grande mobilitazione che è scientismo l'ho dovuta fare per forza. E lì si aprirebbe tutto un altro discorso, ma questo è certamente un punto in cui il nazionalsocialismo si contraddice. È un punto in cui non ha avuto la possibilità di risolvere un vulnus che è rimasto fino alla fine. Però, allora, questa cosa, ovviamente anche qui sono d'accordo con Heidegger. Cioè, e faccio un esempio con quello che succede oggi, nella politica di oggi. Se tu dici di voler fare una politica antisistema, ma la fai dentro il Parlamento, andando a porta, utilizzando lo stesso linguaggio del sistema che tu vuoi combattere, non puoi dire di fare quella cosa con un fine diverso, perché automaticamente sei inglobato dal sistema che dici di voler combattere. Perché? Perché noi siamo il linguaggio. Non siamo noi a parlare il linguaggio, è il linguaggio che parla in noi. Faccio un esempio: se io utilizzo dei termini inventati dall'avversario, non posso esprimere un concetto che è diametralmente opposto al suo. Se io vado in un talk show televisivo e mi metto a parlare di quello che loro vogliono sentirsi dire, io ho perso in partenza, perché questi signori, e quando diciamo questi signori ci riferiamo proprio a quelle persone di cui stiamo parlando, questi signori adoperano queste strategie da 2500 anni. Non potremo mai avere la meglio su quel piano lì. Occorre un cambio radicale di impostazione, ed è un cambio linguistico, ed è un cambio estetico. Non può arrivare dalla ragione. È per quello che Heidegger inventa le parole nuove e attacca le parole tedesche una vicino all'altra, perché sa che utilizzando quelle parole automaticamente tu dici quello che è stato costruito per te. E lo vediamo per esempio quando facevo prima il discorso omofobia, la parola omofobia, quando tu dici io non sono omofobo, oppure io, ma già anche se tu la usi quella parola, entri in quello schema mentale lì. Oppure la parola responsabilità che si usa nel gergo politico di oggi, già è una trappola quella parola lì. Siamo una forza di governo responsabile. È un ossimoro, però la gente non riesce a capire qual è la finalità di imporre un certo tipo di linguaggio. Il linguaggio va scardinato alle radici. Faccio un esempio. A me non mi chiamano, perché a me se mi chiamano a Vespa gli faccio un mazzo così, perché io se vado da Vespa non mi metto a disquisire come ha fatto Toscano sul numero dei morti nel Donbass, se erano 3.000, se erano 6.000, se erano 8.000, finisce i 5 minuti. Ma santo Iddio, se tu vai a parlare con persone che reputi responsabili della morte di tuo padre, per esempio, quando vai lì a queste persone, gli emeni o gli fai un discorsetto, sì ma no, ma tu non potevi? Tu gli emeni,
Ci vuole una contrapposizione chiara. Se tu vai in un salotto in cui di fianco c'hai e la Meloni e quello e quell'altro, tu devi dire chiaramente: io non sono come voi, io con voi non ci parlo. Ma di più, si deve fare di più, perché anche nella scelta delle tematiche, cioè tu c'hai 5 minuti, non devi parlare di quello che lui ti chiede, non devi parlare di quello. Tu vai lì e gli devi dire: ma tu che credibilità c'hai che hai detto signora io ho la 4ª dose? Ve lo ricordate? Quando di fronte a quella signora che gli diceva: ma lei quant'è che non si fa il tampone? Io signora ho la 4ª dose, la 3ª dose, no? Oppure quando cioè, tutte queste cantonate vanno rinfacciate, non si deve andare avanti col discorso. Cioè noi siamo qua e voi siete qua. Deve essere chiara questa contrapposizione. Dopo la gente si chiede: ma come mai io ho fatto questo partito antisistema, ho preso l'1%, ho preso il 2%, ho preso lo 0,4%? Perché non sei stato percepito come antisistema. Perché se tu sei antisistema, quando vai di fronte al sistema ti incazzi. Non puoi argomentare come se stessi di fronte al professore a scuola: sì, ma io intendevo chi, ma no. Cioè, occorre un radicalismo maggiore nella sostanza, cioè non è una questione soltanto di contenuti, ma anche di forma, secondo me, linguistica proprio. Qualche altra domanda? No. Bene. Allora, ringraziamo il professor Matteo Simonetti di essere stato qui con noi questa sera. Grazie a voi per la vostra presenza. Chi è la prima volta che... ma adesso vedo che qualche persona nuova è andata, qui sono rimasti i soliti affezionati. Se non siete iscritti al canale Telegram di Salus Bellatrix, iscrivetevi, perché non è pubblico, è privato e si possono iscrivere solo le persone che vengono alle nostre conferenze. Grazie e arrivederci al prossimo 13.